novembre per il centenario del Milite Ignoto. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà nuovamente in Friuli Venezia Giulia lunedì. Parteciperà alle 11 alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Trieste. Prima però si recherà in prefettura per la firma del contratto di trasferimento della proprietà a titolo gratuito dell'edificio Narod Midon dell'Ateneo del Capoluogo Giuliano alla Fondazione Narod Midon. Il passaggio della proprietà con la restituzione dell'edificio alla comunità slovena rappresenta il compimento di un percorso iniziato il 13 luglio 2020 con la visita in città dei presidenti italiano e sloveno Sergio Mattarella e Borut Pahor, che siglarono il relativo protocollo d'intesa. L'appuntamento nel Palazzo del Governo in Piazza Unità è per le 10:15, quindi il Capo dello Stato si sposterà all'Università per la cerimonia che inizierà alle 11 in Aula Magna. Il Presidente della Repubblica torna in Friuli Venezia Giulia, dove era stato l'ultima volta lo scorso 3 novembre, quando aveva raggiunto Aquileia in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto all'altare della patria. Con il suo omologo Pahor, Mattarella aveva anche partecipato il 21 ottobre alle celebrazioni per la nomina a Capitale Europea 2025 di Gorizia e Nova Gorica. Continuano le proteste dei sindacati. La UIL denuncia come i dipendenti dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale che lavorano su 3 turni non vengano pagate le indennità maggiorate e invoca l'intervento dell'assessore regionale Riccardi. Paga più leggere al personale della sanità pubblica che lavora sui 3 turni, una situazione che si sta facendo sempre più dura per i dipendenti dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale che attraverso le sigle sindacali da tempo stanno portando avanti una battaglia nei confronti della direzione generale. Il personale, già ridotto all'osso e costretto spesso a straordinari non retribuiti, chiede un immediato cambio di rotta. I lavoratori hanno usato senso di responsabilità in questo periodo di grave crisi sanitaria, i dipendenti hanno dato l'anima e adesso si vedono ridotte le buste paghe. Questo è un comportamento inaccettabile. Io chiedo a tutti i lavoratori di continuare a credere in questa lotta sindacale. Le sigle sindacali sono tutte unite per chiedere che venga ristabilito questa maggiorazione all'indennità di turno. E c'è chi però ha già rassegnato le dimissioni, altri operatori sarebbero pronti a darle. Questo angolo del Friuli si sente abbandonato. Questo angolo del Friuli chiede all'assessore regionale alla sanità di intervenire, di far visita e di ringraziare i colleghi che lavorano e che continuano a prestare il loro servizio in maniera eccellente. Il progetto della Caso Oscar D'Andrea è un esempio importante di un percorso di risposte multidisciplinari di salute che tiene conto dei bisogni delle persone anziane e fragili in zone marginali. A sottolinearlo il vicegovernatore con delega salute Riccardo Riccardi nel corso dell'inaugurazione di ieri a Rigolato della struttura di proprietà comunale ristrutturata con fondi regionali. Elemento per consentire alle persone che sono cresciute qui e hanno vissuto qui di restare qui. Ma dentro questa cosa c'è qualcosa di molto più importante, che è una trasformazione del baricentro dei percorsi di salute. È quell'integrazione sociosanitaria al quale qualcuno non vuole ancora vedere ed è la trasformazione di regole che non devono guardare alle strutture, ma prima di guardare alle strutture devono guardare al bisogno delle persone. Noi nel corso di questi anni abbiamo fatto scelte politiche importanti. Abbiamo definito il budget di salute, quindi significa prima di tutto capire quello di cui la persona ha bisogno e attorno a questo bisogno costruire questo tipo di risposta. È un aspetto culturale estremamente importante che tiene conto di un fenomeno altrettanto importante, che in una società si vive molto di più, ma vivendo molto di più evidentemente ci si porta delle cronicità alle quali bisogna dare delle risposte e questo modello è un modello che tende a dare questo tipo di soluzione. Siamo alla cronaca, sono riprese questa mattina alle prime luci del mattino le ricerche dell'escursionista udinese classe 52 disperso dal 23 marzo, non avendo più fatto rientro da un'escursione lungo il sentiero naturalistico Zisilini in comune di Taipana. Ieri le forze in campo, 78 i partecipanti suddivisi in 35 squadre tra soccorso alpino e speleologico, guardia di finanza, vigili del fuoco, unità cinofile della protezione civile, da guardia di finanza e del soccorso alpino, hanno proseguito fino dalle 5
5 del mattino per tutto il giorno ed effettuare delle battute sistematiche del terreno per complessivi 215 ettari. Eseguita anche la perlustrazione sistematica di gran parte dei buchi e delle grotte censite nella zona, ma senza esito. L'ipotesi che si profila, avendo ormai controllato tutti i punti in quel sentiero Lambiva, punti pericolosi ed esposti verso il torrente Gorgaz nella zona di Cresta, è che l'escursionista possa aver abbandonato il sentiero prima di aver concluso l'anello, prendendo una scorciatoia nella speranza di abbreviare, magari perché si era tardato rispetto all'orario programmato assieme alla moglie. La politica frattura all'interno della maggioranza consigliare ad Azzano X, sebbene il PD sia stato praticamente azzerato. Quando mancano 2 mesi al voto, il sindaco uscente Putto ha garantito la chiusura del mandato. La maggioranza che amministra il comune di Azzano X si è sfaldata. L'uscita dal gruppo consigliare del Partito Democratico, del vice sindaco Stefanuto, dell'assessore Bortolin e del presidente del Consiglio Dalla Torre, quando manca poco più di 2 mesi alle elezioni, ha aperto una frattura insanabile tra i Dem e la Civica Azzano Sì, che sostengono il sindaco uscente Marco Putto, il quale però riuscirà a portare a termine il mandato. Io porto avanti, in accordo con tutta la maggioranza, la volontà di completare il mandato in modo leale e ordinato. Ci sono state delle scelte evidentemente personali di prospettiva che vedranno elementi della maggioranza lavorare a sostegno di candidati diversi. L'attuale amministrazione comunale, oggi rappresentata dalle forze politiche Partito Democratico e Azzano Insieme, continuerà compatta il suo percorso a sostegno del candidato sindaco Enrico Guin. Non sono previsti rimpasti in giunta. Non è né mia volontà né volontà delle forze politiche fare questo. Mancano circa 2 mesi alla fine del mandato e tutti quanti ci siamo detti che vogliamo completarlo insieme nel segno del programma che ci ha visto vincere le elezioni del 2017. Nella chiesa di San Martino a Bertiolo sono emersi degli affreschi preziosi del 1535. Al momento l'autore non si conosce, ma è già stata ribattezzata come la Cappella Sistina del Medio Friuli. Servono oltre 100.000 euro per riportare l'opera ai colori originali. Sindaco Viscardis, dentro questa chiesa, la chiesa di San Martino, c'è qualcosa che va visitato? Sì, va visitato, sono gli affreschi, sono degli affreschi che sono stati portati alla luce da circa 2 anni grazie a un lavoro certosino di restauratrici e grazie chiaramente all'aiuto della Regione e della Fondazione Friuli, e sono affreschi del 1535, c'è una data. Non si sa ancora chi sono gli autori, però c'è un lavoro da parte della parrocchia proprio di ricerca in questi tempi negli archivi per scoprirlo. E, siamo nell'ambito della festa del vino, il rumore di fondo sono i motori perché siamo nell'ambito del motoraduno di questo fine settimana, però la festa del vino ha avuto sempre questo connubio, cultura, vino come vino di qualità e intrattenimento, e questo è un aspetto culturale che Bertiolo offre, perciò a tutti gli ospiti che arriveranno a Bertiolo io invito a fare una visita nella cappella minore. In fondo alla chiesa sulla sinistra c'è la cappella minore con questa chicca, qualcuno l'ha chiamata la Cappella Sistina del Medio Friuli, forse è un po' ambizioso come termine, ma sicuramente merita una visita. In che condizioni sono gli affreschi? Sono stati portati alla luce, ci sono chiaramente, non sono nella loro interezza perché nel tempo ci sono state fatte, erano coperti da intonaci, poi sono state fatte le manutenzioni e alcune parti, soprattutto la parte bassa, sono andata persa, la volta invece è sensazionale. Manca ancora una fase dell'intervento che è quella di riportarli proprio alla luce nei colori originali, e quello sarà probabilmente il prossimo intervento quando ci saranno gli aiuti e i finanziamenti necessari. Quanto serve? Oltre 100.000 euro, dai 100 ai 140. Ed ora la pagina dedicata agli spettacoli. Angela Finocchiaro ha portato a Codroipo il suo spettacolo Perso il filo. Dopo Cividale, la mini tournée in corso per il circuito ERT interregionale teatrale di Ho perso il filo, spettacolo di Angela Finocchiaro, ha fatto tappa al teatro Benoît de Cecco di Codroipo, compensata da pubblico gremito per una pièce originale divertente che rilegge il mito di Teseo e del Minotauro, su produzione di teatro degli artisti agidi e scrittura degli amici di sempre dell'attrice milanese Walter Tomada e Cristina Pezzoli, che ne cura pure la regia, con accompagnamento sul palco di 6 danzatori
Angela Finocchiaro apre il copione di Ho perso il filo presentandosi in scena come un'attrice stanca dei soliti ruoli. Per cambiare decide di interpretare Teseo, l'eroe che si infila nei meandri del labirinto per combattere il terribile Minotauro. Una volta entrata nel labirinto, però, niente va come previsto. Viene assalita da strane creature, un misto fra acrobati, danzatori e spiriti dispettosi che la circondano, la disarmano e tagliano il filo che le assicurava la via del ritorno. Disorientata ed impaurita, Angela scopre di essere finita in un luogo magico ed eccentrico, un labirinto che si esprime con scritte e disegni. Ora che ha perso il filo, il labirinto le lancia un gioco allegro e crudele per farglielo ritrovare. Passo dopo passo, tappa dopo l'altra, superando trabocchetti e prove di coraggio con il pericolo incombente di un minotauro affamato di carne umana, Angela viene costretta a svelare ansie, paure e ipocrisie che sono sue come del mondo di oggi e a riscoprire il senso delle parole come coraggio ed altruismo. Con il labirinto assunto a simbolo antico di nascita, morte e rinascita, la pièce vive del rapporto fra le parole comiche di un personaggio contemporaneo e la fisicità acrobatica, primitiva, arcaica delle creature del labirinto che agiscono, danzano, lottano con Angela, provocandola come una gang di ragazzi di strada imprevedibili, spiettati e seducenti. Anche Angela, dopo aver toccato il fondo, riuscirà a ritrovare il filo e con esso la forza per affrontare il Minotauro in un finale inatteso che si trasforma in una festa collettiva coinvolgente e liberatoria. Ed ora andiamo a San Daniele, all'Auditorium alla Fratta, per lo spettacolo Scoop Donna Sapiens con Giobbe Covatta. Per il circuito interregionale teatrale all'Auditorium alla Fratta di San Daniele ha fatto tappa Scoop Donna Sapiens, nuovo spettacolo in tournée con cui Gianni Covatta, in arte Giobbe Covatta, comico, attore, scrittore e commediografo, ma è anche attivista politico, ambasciatore di Amref e testimonial di Save the Children, vuole dimostrare con il suo linguaggio irriverente e dissacratorio la superiorità della donna sull'uomo. Per convalidare l'assunto di Scoop, scritto assieme alla moglie Paola Catella, il comico tarantino si è affidato ad acquisizioni di storia, sociologia e medicina corredate da impossibili interviste con importanti personaggi che supportano la tesi. Da Dio stesso, che svela gli esilaranti retroscena della creazione dell'uomo e della donna, fino ad un improbabile uomo del futuro che ci mette in guardia sui rischi di un mondo assoggettato all'arroganza maschile. Con il suo modo comico e surreale, Giobbe Covatta dimostra il proprio amore e rispetto per le donne, alle quali dedica nel finale un poetico omaggio. Donna Sapiens è anche il titolo di un libro del 2020 edito da Giunti, con il quale Giobbe e la moglie presentano un racconto surreale, intelligente, esilarante, perché per cambiare il mondo non c'è nulla di meglio che ridere di noi stessi, dei luoghi comuni a cui troppo spesso non ci ribelliamo. Siamo in chiusura, grazie per l'attenzione, ritorneremo in diretta alle 19. Buona giornata.